62% al centrodestra, 38% al centrosinistra. È questo il nuovo Consiglio provinciale di Padova. 10 i consiglieri eletti per la coalizione che riuniva Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e UDC. Il consigliere più votato è stato il sindaco di Borgo Veneto ed esponente di Fratelli d'Italia, Michele Sigolotto. Da soddisfazione personale ringrazio tutti gli eletti della provincia di Padova che hanno posto la fiducia in me, insomma. Sono più di 130, quindi veramente un numero importante che mi gratifica dal punto di vista umano e anche personale, insomma. Il centrosinistra conferma 6 consiglieri. Il risultato rispecchia fedelmente il risultato dell'ultima consigliatura. Noi abbiamo confermato i nostri 6 consiglieri. È evidente che in questa tornata, con un numero di liste dell'altra lista ridotto a una sola, si pensava a un minor afflusso di elettori, cosa che invece non è avvenuta, e quindi loro hanno confermato il loro peso politico. Complimenti loro che, riducendo una lista, sono riusciti a portare tutti comunque a votare. Gli equilibri si sono modificati soprattutto nel centrodestra, dove l'UDC è riuscito ad ottenere 2 consiglieri. La partita del Presidente adesso è tutta aperta e ci cominceremo a lavorare sicuramente fin da subito, perché è una partita molto importante. Si va ad eleggere il Presidente che governerà l'ente per i prossimi 4 anni. Io non darò nulla per scontato. Presidente resta Sergio Giordani fino a settembre, poi il nuovo Consiglio sceglierà chi governerà l'ente provinciale. Tra i nomi che si fanno per la successione c'è quello del sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella. Aspettiamo che il Presidente Giordani convochi le elezioni, può farlo dal 10 settembre fino al 10 di dicembre, non appena il Presidente sceglierà la data, poi credo che le segreterie dei partiti siano chiamate a trovare una mediazione, una soluzione all'altezza, ecco, di dare continuità ai grandi risultati che sono stati ottenuti durante questo mandato. Lei è in corsa? Io sono disponibile a fare Presidente.